Venezia, nel periodo del 1700, era ricca ed allegra. Gli spettacoli teatrali erano tantissimi. A notte fonda, dopo uno spettacolo, la compagnia dei comici dell'arte si sta imbarcando nel burchiello che li porterà a Padova. A Venezia vive Giacomino Casanova, un vivace ragazzo di 11 anni, curioso e pieno di inventiva. A Giacomino viene un'idea. Senza indugio decide di lasciare Venezia, imbarcandosi nella barca dei comici per girare il mondo. Il burchiello viaggia tranquillamente sulla laguna. Giacomino è nascosto. Le maschere trascorrono allegramente il tempo, in attesa di arrivare a Padova, navigando dapprima in laguna, poi lungo il fiume Brenta. Le maschere cantano e ballano allegramente. Colombina improvvisa una furlana che tutti ammirano. Le maschere avevano come personaggio Pantalone, Dottore Colombina ed Arlecchino. I marinai avevano un gran da fare. Pantalone e il dottore banchettano con pesce e bussolai. Giacomino Carponi si avvicina per rosicchiare qualcosa che soddisfi il suo appetito. Il clandestino Giacomino viene scoperto con gran sorpresa e trambusto dei comici. A Pantalone, per l'emozione provata, va per traverso una spina di pesce del passarin. Tutti sono preoccupati. Sta per morire soffocato. Il burchiello si affretta a trasportare Pantalone in un'isoletta semideserta vicino a Chioggia. Una luce indica qualcuno che potrebbe soccorrere Pantalone. La strega dell'isola, fra animaletti nauseabondi, sta mescolando un gran pentolone, come una pozione magica. La strega, tra i vari menù a disposizione, sceglie il desgropa al vecchio, un rimedio dell'antico oriente, efficacissimo a risolvere qualsiasi problema di soffocamento. Menù della strega, desgropa il vecchio. Fa sciogliere il burro in pentola, aggiungere aglio, acqua e zampe di rospo. Aggiungere 3 vipere sgusciate ben bene. Chiudere con coperchio e soffriggere per 10 minuti. Aggiungere dell'acqua nefasta, lavaggio calli e portare il tutto in ebollizione. Pestare 5 bei scarafaggi verdi ed aggiungerli con un pizzico di polvere di cammello. Dopo 20 minuti filtrare con un calino nella pentola pulita. Bere ancora caldo. La strega ha un simpatico coccodrillo, imbalsamato, appeso al caminetto. Lo ama moltissimo, si chiama Cleo ed è un ricordo dell'Egitto. Giacomino ruba il coccodrillo e lo nasconde sulla barca. La barca si allontana. La strega, accortasi del furto, lancia una maledizione a Giacomino. Rincorrerai l'amore senza mai raggiungerlo e resterai girovago. Il burchiello si allontana e Giacomino, stringendosi al petto il coccodrillo, pensa tristemente alla maledizione della strega. Sarà vero? La sua vita sarà sempre avventurosa e rabonda?